Ciao, sono Fabbri. Oggi è il 16 settembre 2022. Abbiamo recuperato un po' di forze e oggi faremo due piccole tappe. Vedremo un lago conosciuto con il nome di Occhio Azzurro e successivamente il mare Axamil. Sono circa 60 km complessivi, ma ti assicuro che ne vale la pena. Come sempre, ti chiedo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisato sui nuovi video. Ed eccoci arrivati all'Occhio Azzurro, meraviglia naturalistica ben conosciuta. È una sorgente naturale di acqua dolce, o meglio 18 sorgenti, dalla particolare colorazione blu. Siamo nel punto d'attrazione o point of view, dove l'acqua gorgoglia per risalire e prendere la forma che le dà poi il suo nome. Qui convivono palme, felci, piante tropicali, querce e tanto altro. Sono le 11 del mattino, ci rimettiamo in moto, attraversiamo il parco archeologico di Butrinto che non abbiamo il tempo di visitare, per tuffarci nel vero senso della parola nelle acque di Xamil, piccola gemma della costa meridionale del paese. Qui le spiagge non sono tantissime ed è curioso notare alcuni lidi costruiti sulle acque del mare anche con i mezzi di fortuna. Le acque sono poco profonde, la temperatura è gradevole ed il colore turchese.
Sono le 17:30, ci rimettiamo in moto. Prendiamo la SH81, una strada ben tenuta e decisamente panoramica che ci porterà a Saranda per una piacevole serata. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!